Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta con tutte le ultime novità, tutte le ultime notizie dalla nostra regione. In apertura di questa edizione ci colleghiamo immediatamente in diretta col Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, dove è in corso di svolgimento la conferenza di fine anno del neopresidente della regione Alberto Stefani. Questo non significa ovviamente rinunciare a informarsi, infatti il digitale per fortuna cresce, ma riesce solo in parte a compensare le perdite economiche dei media tradizionali, perché ormai la pubblicità in questi ultimi anni si è spostata prevalentemente sui social e sui grandi motori di ricerca come Google e come Yahoo. È anche per questo che sono anni che il sindacato chiede interventi strutturali, chiede interventi politici strutturali a difesa dell'informazione. Troppo spesso, questo va detto, i fondi pubblici sono stati utilizzati dagli editori sostanzialmente per ridurre il personale, attraverso i prepensionamenti. E si è diminuito negli anni il numero di giornalisti presenti nella redazione. Il risultato è che oggi nelle redazioni i ritmi di lavoro sono diventati più alti, gli orari si sono allungati, i carichi di lavoro sono aumentati, mentre gli stipendi sono rimasti fermi. Il contratto nazionale, lo sapete, è fermo da 10 anni. Ma questo non è un problema che riguarda solo i giornalisti, questo è un problema che riguarda tutti, in primis i cittadini, perché un contratto vecchio non è solo una questione salariale, non è solo una rivendicazione salariale quella dei giornalisti, è soprattutto un problema di regole. Cioè noi stiamo parlando, noi oggi giochiamo le nostre partite con un contratto che è stato scritto prima del web, prima dei social, ma e soprattutto, l'ha citato il Presidente Boso, prima dell'intelligenza artificiale, che è destinata a cambiare completamente il gioco e che richiede delle competenze specifiche che oggi i giornalisti non hanno ancora. In questi anni gli editori e i direttori hanno purtroppo dimostrato di non avere una visione chiara su come affrontare questa trasformazione. Non ne faccio necessariamente una colpa, sia chiaro, è una situazione molto complicata, ma senza nuove regole contrattuali, senza gli organici adeguati all'interno delle redazioni, non c'è il tempo per fare formazione e per formarsi. Allora riprendiamo la linea dallo studio perché come avete sentito in questo momento si sta parlando della situazione della stampa nella nostra regione e iniziamo ad aprire la pagina della cronaca. Parliamo del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera ad Arcugnano, dove ha perso la vita un giovane di 19 anni. Proseguono le indagini per verificare l'esatta dinamica del sinistro per attribuirne le responsabilità. Oggi per noi sul posto c'è Daniele Garbina con Federico Cibotto in compagnia del sindaco Marco Carollo. Buongiorno Daniele. Daniele, mi senti? Sì, siamo ad Arcugnano, frazione di Perarolo, è proprio accaduto qui il tragico incidente sabato sera verso le 10:30, proprio lungo questa strada, in questo momento, in questo punto esatto che sta inquadrando il collega Federico Cibotto. Si è impattata l'auto, una Clio con a bordo i 4 giovani che in clima di festa insomma stavano facendo la serata, ed è proprio in questo punto che si è sbandato e ha impattato proprio letteralmente contro questo muro, proprio il lato passeggero, dove ha perso la vita Francesco Visintin, 19 anni, è stato poi rimasto incastrato nel mezzo. È stato necessario appunto far intervenire i vigili del fuoco che hanno lavorato assiduamente, proprio in questo momento sta facendo vedere la strada dove proveniva l'automobile e dopo alla fine non c'è stato più niente da fare per il ragazzo. A bordo c'erano altri 2 diciannovenni e una ragazza 17enne. Fortunatamente hanno subito ferite lievi e sono uscite dall'auto proprio da sole. Ecco, resta comunque il dramma in questo momento di quanto avvenuto, e le indagini sono in corso proprio per attribuire le responsabilità. Noi abbiamo chiesto al sindaco Marco Carollo, ecco, buongiorno. Buongiorno. Parlarci un po' com'è questa strada dorsale dei Berici, è una strada provinciale, lo ricordiamo, è pericolosa. La strada è una strada provinciale, può anche essere che inviti un po' alla velocità, ma da che so io incidenti di questo genere è il primo che capita. Oltretutto è un incidente che colpisce molto perché
perdere una giovane vita che ha un futuro davanti è una cosa che veramente tocca in modo forte. Sappiamo che era un ragazzo che frequentava l'istituto Boscardin, era uscito con 100 ed era al primo semestre per diventare medico. I propri genitori volevano proprio incoraggiare il ragazzo, che aveva dimostrato anche la sua volontà, capacità di voler diventare un medico, e quindi ora c'è grande sofferenza e dolore dei suoi compagni. Ecco, proprio per questo anche capire anche un ragazzo faceva volontariato, comunque generoso per la comunità. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo, però ho letto, ho ascoltato anche l'intervista del papà che lo descriveva come un ragazzo veramente con voglia di fare, educato, disponibile, quindi immagino che veramente sia una perdita terribile che difficilmente si riuscirà a sanare. Certo, in questo momento, lo abbiamo detto prima, sono ancora in corso delle indagini per accertare un po' la pericolosità, la condotta, i rilievi sono stati fatti, si parla anche di omicidio stradale. Ecco, questo per riuscire anche a venire a capo della dinamica sono per carità indagini dovute e anche un'opera, però effettivamente dopo anche l'aver irrigidito queste norme è chiaro e bisogna fare, appurare polizia, chiarezza. Lei su questo punto cosa? Io non ho nessun elemento tecnico da poter aggiungere, perché oltretutto non ho neanche la competenza per poter affrontare l'argomento. L'unica cosa che appunto ho potuto rilevare è che purtroppo non ci sono segni di frenata, quindi evidentemente in un momento di felicità si è trasformato in tragedia, perché da quello che appunto ho letto anch'io, non erano ragazzi che volevano andare a fare chissà cosa, dovevano andare a passare una serata tranquilla al bowling, quindi con nessun grillo per la testa, con nessuna cosa strana in testa. Quindi la vita è una brutta cosa, perché fa trasformare un momento di felicità in un momento di tragedia. Certo, grazie, era proprio un momento di disattenzione. Grazie Sindaco, intanto. Ecco. Grazie. Ecco. Nel momento noi seguiremo la vicenda, anche l'evolversi. Per il momento da Arcugnano Perarolo è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbina per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. A Torri di Quartesolo ora si terranno domani i funerali di Diana Canevarolo. Intanto le indagini della polizia si indirizzano verso l'ipotesi dell'incidente. Ci si prepara a dare l'ultimo saluto a Diana Canevarolo. I funerali della donna, morta a 49 anni, si svolgeranno domani, mentre l'inchiesta giudiziaria entra in una fase decisiva e, secondo quanto trapela, si starebbe indirizzando verso l'ipotesi dell'incidente. Un elemento chiave è arrivato dopo il sopralluogo effettuato dal pubblico ministero. L'immobile è stato dissequestrato, una decisione che, sul piano investigativo, pesa molto e che lascia intendere come, all'esito degli accertamenti fin qui svolti, la pista ritenuta più probabile sia quella di un evento accidentale e non un'aggressione. Gli investigatori continuano comunque a lavorare per chiarire ogni dettaglio delle ultime ore di Diana, ma il quadro che sta emergendo sembra ridimensionare i sospetti iniziali. Le testimonianze del marito Vincenzo Arena e del figlio 19enne Nicolò, assistiti dall'avvocato Cesare Dalmaso, con gli elementi investigativi raccolti dalla squadra mobile della Questura, hanno indirizzato le indagini. Non va dimenticato, infatti, che Diana era una donna fragile, malata, una condizione che ha avuto un ruolo determinante nella dinamica dei fatti. In attesa delle conclusioni definitive dell'inchiesta, domani sarà il giorno del silenzio e del dolore. Un'intera comunità si stringerà attorno alla famiglia per accompagnare Diana nel suo ultimo viaggio. A Belluno, ora, dove stamattina si sono vissuti momenti di paura per l'incendio di un appartamento in via Sottocastello, a ridosso di Piazza Duomo. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani.
Momenti di apprensione, di paura, poco dopo le 7 di questa mattina, quando improvvisamente un fumo denso e poi anche fiamme si sono sviluppate all'interno di questa palazzina in via Sottocastello, proprio sotto Piazza Duomo, tra il Duomo e Palazzo Rosso. All'interno dell'abitazione la proprietaria, una donna di una cinquantina d'anni, che è riuscita a mettersi in salvo, a chiamare i vigili del fuoco che sono accorsi in massa. Abbiamo trovato una situazione abbastanza complicata, nel senso che c'erano fiamme fuori dalla finestra e quindi temevamo per gli occupanti dell'edificio, che però fortunatamente al di là dell'azione dei gas e dei fumi che hanno coinvolto la signora che occupava l'appartamento, che è stata portata al pronto soccorso da parte del 118 per tutti gli accertamenti del caso, ma era cosciente. Fiamme e fumo hanno danneggiato gravemente la stanza dell'appartamento affacciato sul Piave e le aree limitrofe. Siamo riusciti a spegnere abbastanza velocemente l'incendio. L'incendio era sostanzialmente localizzato in una zona dell'appartamento, quella dell'angolo che prospetta verso il fiume Piave, ambiente che ha subito naturalmente molti danni, che poi i danni per effetto dei fumi che si sono propagati per l'appartamento si sono un po' diffusi, ma da questo punto di vista gli effetti dell'incendio sono principalmente concentrati in questa stanza e negli ambienti circonvicini, un po' in maniera più modesta. L'incendio ha causato l'evacuazione dei 2 piani della palazzina dove si trovano uffici. Io ero Vittorio Veneto, che stavo viaggiando verso Conegliano, che avevo un appuntamento. Quando mi ha chiamato mio figlio che c'era questo incendio, sono tornato indietro subito e l'appartamento di sotto i nostri uffici ha preso fuoco, non si sa il perché. E le fiamme uscivano dalle finestre e dal di fuori interessavano anche i nostri uffici. Adesso sembra che non ci siano danni gravi, così dicono i vigili del fuoco. Per quanto riguarda i nostri uffici ci vorrà una perizia statica sui solai per avere di nuovo l'accesso agli uffici, quindi siamo bloccati. Comunque è chiaro che ci sono alcuni danni, ma non gravi nei nostri uffici. Nell'incendio purtroppo nulla da fare per i 2 cani della donna recuperati dal servizio veterinario dell'ULSS 1. Sulle cause i vigili del fuoco al momento non si sbilanciano. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono iniziate le operazioni di smassamento di mobili e suppellettili. Tiriamo via le parti che si sono ammalorate per effetto dell'incendio e soprattutto tirando via andiamo anche a guardare e a cercare qualsiasi indizio che possa essere utile a ricostruire le cause dell'evento. L'appartamento interessato è inagibile, nessun danno apparente all'abitazione sottostante e agli uffici e ai 2 piani rialzati. Tendenzialmente non ci sono problemi strutturali, adesso naturalmente approfondiamo il tutto, dopodiché comunicheremo ovviamente anche al Comune, al Sindaco, gli eventuali provvedimenti cautelativi che sicuramente riguarderanno l'appartamento interessato dalle fiamme, perché per dire gli impianti elettrici ovviamente delle zone interessate dall'incendio non sono più funzionanti, ma questo è ovvio, dico una banalità, e poi andremo a verificare anche le altre parti dell'edificio in maniera da adottare delle misure che siano coerenti con lo stato post-incendio. Ancora cronaca, 2 colpi di pistola contro i ciclisti della SC Padovani Polo Cherry Bank che si stavano allenando in Val d'Adige. Gli atleti sono sotto shock. Scene da Far West, quelle vissute in Val d'Adige per un gruppo di ciclisti padovani impegnati in allenamento. Lungo la statale 12, alcuni atleti della squadra ciclisti padovani Polo Cherry Bank sono stati affiancati da un'auto dalla quale sono partiti 2 colpi di pistola, probabilmente a salve. I corridori, 14 in totale tra i 19 e i 25 anni, stanno preparando la stagione 2026 sulle rive del lago di Garda. Per l'allenamento era stata scelta una strada scorrevole e priva di traffico pesante nel fine settimana. La squadra era divisa in 2 gruppi. Uno di questi, come si vede nel video diffuso da Extra Ciclismo, procedeva senza il seguito diretto dello staff quando una BMW di colore scuro si è avvicinata, ha abbassato il finestrino e ha esploso i colpi per poi allontanarsi rapidamente. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito, ma l'episodio ha provocato forte shock tra gli atleti. La società ha avviato la raccolta di testimonianze e immagini e ha prontamente presentato la denuncia ai carabinieri scaligeri.
Allora, torniamo a collegarci con il Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, dove è in corso di svolgimento la conferenza di fine anno del Presidente della Regione Alberto Stefani. Sentiamo. Dell'assistenza domiciliare, la grande sfida delle case di comunità che possono rappresentare un motore importante per far sentire la sanità ancora più territoriale e continuare questo percorso che già è stato tracciato. La grande sfida dei giovani. Entro il 2030 mancheranno in Veneto 250.000 lavoratori qualificati e c'è la necessità di sviluppare delle strategie per affrontare questa sfida, che è una sfida che riguarda tutti, e dobbiamo cominciare a potenziare, anzi continuare a potenziare sempre di più quell'integrazione forte che già in Veneto è ben rappresentata tra le scuole di formazione, tra gli istituti di formazione professionale e gli istituti di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Questa forte integrazione che è già stata solcata negli anni e che dovremmo potenziare nel corso dei prossimi anni è la strategia per affrontare questa sfida. Non serve solo manodopera, serve soprattutto manodopera qualificata. Questo ci dicono le nostre imprese, questo ci dicono i dati, e per far questo dovremo affrontare una sfida che ci chiama tutti a guardare alla società dei prossimi decenni. Il tema dell'attrattività, altro grande tema su cui vedo che la stampa giustamente sta ponendo l'attenzione, e per attrattività si intende anche attrattività del nostro mondo universitario, del nostro mondo formativo, ad accogliere e soprattutto a lanciare i talenti nel nostro territorio e poterli trattenere nel nostro territorio. Uno dei primi appuntamenti che avrò nel 2026 con l'anno nuovo è il tavolo tra la Regione e le rettrici dell'Università del Veneto. Questo per scrivere insieme una strategia condivisa per il trattenimento dei talenti nel nostro territorio, per il potenziamento dei servizi residenziali nel nostro territorio, anche in coordinamento con gli ESU territoriali, e una grande opera di investimento in questo. È importante sollecitare l'attrattività del nostro territorio, farlo in sinergia con il mondo universitario, farlo in sinergia con il mondo imprenditoriale, anche pensare di individuare delle strutture che mettano sempre di più in relazione il mondo dell'imprenditoria innovativa ed il mondo degli atenei universitari. Questo è fondamentale, abbiamo già informalmente iniziato a sviluppare queste iniziative che renderemo pubbliche nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo tante altre grandi sfide, quella dell'autonomia, un percorso che continua la propria strada, e lo faremo con un Veneto che continuerà ad essere protagonista nello scenario nazionale ed internazionale. Questa è la sfida che il Veneto deve saper assumere in maniera coraggiosa nelle sedi nazionali ed internazionali con i nostri rappresentanti. È importante guardare al futuro tenendo conto di queste esigenze che riguardano tutte le generazioni. Abbiamo la necessità anche in questo di rilanciare una forte attenzione ai patti intergenerazionali. Anche il tema del ricambio generazionale è un altro grande tema che è sentito ed è stato più volte analizzato dalla stampa del nostro territorio, e rappresenta un punto che deve essere solcato sempre di più dalla nostra regione. Per questo abbiamo previsto delle deleghe specifiche al ricambio generazionale nei vari ambiti. È importante riuscire a guardare avanti, riuscire a continuare un'attività imprenditoriale, riuscire a rilanciare quella determinata attività imprenditoriale tenendo conto di un mondo che cambia. Io sono un sostenitore di chi pensa che la politica deve adattare metodi, strumenti e soprattutto temi ad una società in continua evoluzione. Chi vuole ottenere dei risultati per il proprio territorio deve saper leggere in anticipo la società e quale sarà l'evoluzione della nostra società. Proprio per questo ho scelto di partire dai trend demografici, dalla sfida della longevità della vita, dall'emergenza abitativa, dalla sfida della manodopera qualificata, dalla necessità di attrattività delle nostre imprese, del ricambio generazionale delle imprese stesse, e la necessità di innovazione nelle imprese del nostro territorio in collegamento con il mondo dell'università. Anche nel mondo dell'agricoltura, ne parleremo diffusamente il prossimo anno, c'è questo trend di innovazione molto importante, molto pronunciato, che deve essere accompagnato con dei metodi di sviluppo da parte della nostra regione, e soprattutto l'auspicio che su alcuni temi
fondamentali, maggioranza e opposizione sappiano dialogare. Io non credo che esista una sanità di sinistra e una sanità di destra, non credo che esista un sociale di sinistra e un sociale di destra. Credo semplicemente che esistano dei temi alti su cui maggioranza e opposizione devono saper trovare una quadra. Ho voluto lanciare questo tema al primo Consiglio regionale di insediamento e ho visto che i cittadini hanno apprezzato questo atteggiamento. Credo sia fondamentale continuare in questa direzione su temi che riguardano tutti e che possono avere soprattutto l'approvazione di tutto il Consiglio regionale. Avremo delle grandi sfide davanti e credo che chi ricopre incarichi politici debba sentire dentro di sé la responsabilità anche di rispondere alla propria comunità. Proprio per questo ho più volte ribadito questo termine, quello della responsabilità, che riguarda anche e soprattutto la politica, che è chiamata a dare risposte. Noi come... Questo dunque il Presidente della Regione Alberto Stefani. Vi abbiamo trasmesso una parte della conferenza stampa che si sta tenendo in questo momento in Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, la prima conferenza stampa di fine anno del neo Presidente della Regione Stefani. Torniamo a parlare di cronaca e andiamo a Trieste per riprendere la morte del gioielliere. Si parla di un affare finito male dopo l'apertura della cassaforte e il tentativo di depistare le indagini a seguito dell'omicidio. Sono le ombre che aleggiano, come detto, nel caso del gioielliere ucciso in casa con un colpo di pistola. Vediamo il servizio. Una ferita da oggetto contundente, forse inferta con un punteruolo. Questa la prima impressione degli investigatori accorsi nell'appartamento di via Maclig 16 a San Luigi. Una ricostruzione, quella relativa alla causa della morte di Nicola Granieri, completamente stravolta dall'autopsia. A uccidere il 73enne, stando agli anatomopatologi, è stato un colpo di pistola sparato alla nuca. Il proiettile è uscito dalla tempia e, stando a quanto filtra, c'era un bossolo accanto alla vittima. Il corpo del gioielliere era stato trovato giovedì pomeriggio, ma la morte risalirebbe al giorno precedente. Sarebbe stata la quantità di sangue nella stanza a complicare i primi rilievi della polizia scientifica. Ma forse c'è di più. Un tentativo di depistaggio del killer che potrebbe aver infierito sul cadavere proprio nell'esatto punto del foro del proiettile, nel tentativo di far passare il delitto per un incidente o una caduta. In realtà pare si sia trattato di una vera e propria esecuzione. È probabile che l'arma da fuoco fosse dotata di un silenziatore, visto che nessun inquilino dello stabile ha sentito alcun rumore sospetto. L'assassino ha anche manomesso una delle 2 telecamere installate in casa del 73enne, estraendo la scheda di registrazione. Dunque un tentativo di eliminare le prove c'è stato. Anche il disordine che regnava nell'abitazione, con i cassetti dei mobili aperti e le ante degli armadi spalancate, potrebbe fare parte di un tentativo di depistaggio. Appare invece chiaro che Granieri conoscesse il proprio aggressore. Nessun segno di effrazione sulla porta di casa. Presumibilmente l'ex mercante d'oro ha fatto entrare inconsapevolmente il proprio aguzzino. Forse un individuo incontrato nel suo giro d'affari. La pista seguita dalla squadra mobile, coordinata dal PM Andrea Laganga, è quella dei soldi. Granieri è stato ucciso per un regolamento di conti oppure è stato una rapina, visto che nella cassaforte dell'appartamento, trovata aperta, custodiva €1 milione fra oro, contanti e Rolex? Dunque un'ulteriore domanda. È stato Granieri ad aprire il blindato per concludere un affare con l'uomo o gli uomini che aveva accolto in casa? Infine rimane il mistero di quelle tracce rosse, probabilmente sangue, trovate sulle scale del condominio, sul corrimano, sul muro, fino alla porta di un appartamento del penultimo piano. La caccia all'assassino prosegue. Rimaniamo in Friuli Venezia Giulia, ancora minacce al giornalista di Media Nord-Est Federico De Ros, un nuovo video minatorio sui social con insulti e auguri di morte, solidarietà a De Ros anche dal governo. Federico De Ros, basta figlio di Pordenone, la gente stanca di te, basta, ogni cosa che succede al Pordenone devi saperla tu per primo, ogni cazzata che devo fare sei salvo per primo. Io ti mando un augurio che ti arriva un cancro in testa, che morissi ora bro, che con la tua telecamera se ti vedo a giro per Pordenone tu l'hai finita. Federico De Ros di giornalista ciao.
Una pioggia di insulti e l'augurio di morire, un nuovo messaggio minatorio dopo il servizio della nostra emittente andato in onda ieri sera. Ancora una volta il nostro collega Federico De Ros è stato minacciato e insultato da un giovane albanese che col volto travisato ha pubblicato un nuovo video sui social. Minacce che arrivano a seguito di mesi di servizi televisivi della nostra emittente, realizzati in particolare alla stazione delle Corriere di Pordenone. Episodi di violenza fra gruppi di giovani prevalentemente stranieri, scontri anche con l'utilizzo di armi, coltelli, cacciaviti, pistole a pallini, petardi lanciati contro i passanti e spranghe. I video minatori contro il lavoro di chi opera nel mondo dell'informazione sono arrivati anche a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine che hanno operato diversi arresti. Federico De Ros, basta figlio di Pordenone, la gente stanca di te, basta, ogni cosa che succede a Pordenone devi saperla tu per primo, ogni cazzata che devo fare sei salvo per primo. Io ti mando un augurio che ti arriva un cancro in testa, che morissi ora, bro, che con la tua telecamera se ti vedo a giro per Pordenone tu l'hai finita. Federico De Ros di me, giornalista ciao. La notizia, ripresa dalle testate giornalistiche e accolta con sdegno dal mondo della politica e dai sindacati, è giunta fino a Roma. Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la sua solidarietà al giornalista del gruppo Media Nord-Est, Federico De Ros. Lo stesso sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, è informato e segue la vicenda dal Ministero. Ed ora torniamo a Venezia, si è conclusa la conferenza stampa del presidente Stefani che ora sta rispondendo ai giornalisti, sentiamo. Davanti dobbiamo affrontarla al meglio, siamo già al lavoro dopo aver completato la giunta con i primi dossier e cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo già tanti appuntamenti fissati nei prossimi giorni e continueremo ovviamente in questa direzione. Io credo che ci siano dei temi alti su cui maggioranza e opposizione devono dialogare e su cui devono trovare una quadra nell'interesse del Veneto e dei veneti. Io ho lanciato la sfida al Consiglio regionale di approvare entro breve termine la proposta di legge sui caregiver, che è una proposta di legge che tra l'altro io avevo presentato appena 25enne in Parlamento e che può cambiare la vita a più di un veneto su 4, perché più di un veneto su 4 assiste un familiare, c'è bisogno di fare nei loro confronti dei piccoli grandi passi che possono davvero migliorare la vita a tantissimi nostri cittadini. Presidente, la sfida dell'innovazione, il rapporto con l'università. È una sfida fondamentale, il primo tavolo che apriremo sarà proprio con il mondo dell'università, regione e atenei universitari, per condividere una strategia che già abbiamo elaborato per rendere sempre più attrattive le nostre università, ma soprattutto per mettere in connessione i talenti del nostro territorio e le imprese innovative. Allo stesso tempo è importante integrare sempre di più la formazione professionale e la formazione tecnica con il mondo dell'impresa. La soluzione alla mancanza di manodopera non è l'immigrazione, è integrare i nostri ragazzi nel mondo imprenditoriale e permettere loro delle condizioni lavorative agevoli. Dal Consiglio regionale Scusate. Dal Consiglio regionale arrivano dei fondi, un avanzo di amministrazione della Lega e della lista Zaia, ma quanti soldi sono e da come saranno usati? Sono dei fondi che non sono stati spesi per la comunicazione e questi fondi saranno devoluti alla sanità pubblica. Ho scelto, d'accordo con i due capigruppo, di spendere queste risorse in materia di sanità per dare un forte segnale ai nostri cittadini che la politica qualcosa può anche, a cui la politica può anche rinunciare e può destinarli al servizio della sanità e del nostro territorio. Allora, i soldi non spesi sono oltre 2 milioni di euro, una parte disponibile che è oltre 600.000 euro sarà destinata alla sanità pubblica, si potrà svincolare successivamente anche l'altra parte con una riforma in Consiglio regionale che noi presenteremo. Queste dunque le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Stefani a margine della conferenza stampa di fine anno che vi abbiamo fatto vedere, così come queste immagini che erano in diretta da Venezia. Torniamo a parlare di cronaca. È stato arrestato a Padova un latitante 21enne di nazionalità cinese. Era ricercato ad aprile perché condannato a 3 anni e 5 mesi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E
Evaso dagli arresti domiciliari, era ricercato dal mese di aprile. Il 21enne cinese arrestato dalla polizia nei giorni scorsi a Padova è stato condannato a 3 anni e 5 mesi che sconterà nel carcere Due Palazzi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ad ottobre dello scorso anno, insieme ad un connazionale, è stato responsabile del trasporto lungo la rotta balcanica di 5 immigrati cinesi irregolari nel territorio nazionale. A carico del ricercato pendeva anche un ordine di allontanamento dai paesi dell'Unione Europea emesso dalla Croazia. I poliziotti delle volanti della questura di Padova sono intervenuti in un hotel in zona industriale lo scorso 20 dicembre dopo una segnalazione tramite il sistema alloggiati web. Il 21enne, che aveva effettuato il giorno prima il check-in, è stato trovato dalla polizia nella struttura ricettiva in compagnia di una donna cinese senza documenti di identificazione. Dopo gli accertamenti la donna è stata identificata ed è una 34enne cinese regolarmente presente sul territorio nazionale. Episodio inquietante a Posemon di Montebelluna. Alcuni ragazzi hanno fatto esplodere il palo di uno specchio stradale. Non era un semplice petardo, ci ha raccontato un residente, ma un ordigno probabilmente artigianale. E non è la prima volta che succede. Un forte boato, uno scoppio, e si è alzata una corte di fumo molto ma molto grande. Un boato improvviso scuote Posemon in quello che doveva essere un tranquillo sabato pomeriggio. Prima il forte rumore, poi il fumo. A quel punto Patrizia Caverzan scende in strada per capire cosa sia successo. Abbiamo trovato una cosa surreale, perché il palo aveva, in un punto del palo a 1,5 metri di altezza, è stato proprio divelto, si è aperto come un foglio. Quindi l'ordigno che è stato usato non è un semplice petardo, un raudo, ma è un qualcosa di più grosso, insomma, perché arrivare a un palo in ghisa, sono i pali classici, quelli degli specchietti, e lo ha aperto proprio completamente. Per l'esplosione lo specchio stradale è finito in mezzo alla strada, poi spostato a lato da alcuni ragazzi, mentre i frammenti sono sbalzati a diversi metri di distanza. Nella casa del vicino si è trovato pezzi di plastica all'interno del giardino. Questo periodo poi qui abbiamo un supermercato, c'è un via vai continuo di macchine, gente a piedi. Comunque è una cosa per me molto ma molto pericolosa. Quanto accaduto sabato non è però un episodio isolato. Purtroppo in questo periodo, ripeto, ogni sabato ci sono spesso questi scoppi di petardi nella nostra zona. 15 giorni fa un petardo è stato lanciato nel giardino di un'abitazione a pochi passi da dove abita la suocera della signora Patrizia. Mia suocera è spaventatissima perché gli sono tremate anche porte e finestre, cioè dal rumore tremendo. Ha alzato una colonna di fumo che copriva le case. I residenti hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. Nelle prossime ore la segnalazione arriverà anche in comune. Un crescendo di episodi sempre più intensi che preoccupano. Questa, puntualizza Patrizia, non è una bravata. Qui è una zona con famiglie, insomma è una zona molto frequentata da bambini, famiglie, non è io vorrei dare uno stop, insomma, perché non è possibile che ogni sabato si presenti una situazione del genere, ma questa è stata proprio voluta perché sono andati a mettere l'ordigno all'interno del tubo. Siete preoccupati? Molto perché finché sono i soliti, il periodo, i soliti petardini, però iniziare a fare vandalismo, perché questo è veramente vandalismo, e con qualcosa di non un semplice petardo, cioè un qualcosa bisogna fare, non ci si può permettere di mettere in pericolo le persone per giocate, scherzate. E allora ci spostiamo a Treviso per parlare di un altro gravissimo fatto di cronaca, che è quello avvenuto dopo la partita di calcio tra Treviso e Mestre. Ci sono stati scontri tra tifosi, c'è stata un'aggressione molto violenta, un autista della MOM che è rimasto pesantemente ferito. Lucio Zanato si trova per noi assieme al presidente di MOM, Giacomo Colladon. Buongiorno Lucio.
Buongiorno Filippo, sì, i tuoi mestrini questa volta l'hanno combinata veramente grossa, perché guarda cosa hanno combinato quest'autobus, ma soprattutto all'autista, ed è tutto nato dagli scontri anche con i tifosi trevigiani. Ieri praticamente i tifosi trevigiani hanno cominciato a lanciare di tutto in questo autobus dove c'erano circa una cinquantina di tifosi mestrini, e loro, anziché andare verso la stazione, hanno cominciato a voler uscire dall'autobus a tutti i costi per affrontare gli altri. Siccome l'autista è stata una persona intelligente, ha tenuto le porte chiuse, ha tenuto duro e ha cercato di portarli davanti alla stazione, pensate che è stato massacrato mentre guidava. Pugni in faccia, bastonate, perché avevano anche le bandiere, insomma un disastro. Però possiamo dire che questo autista è un po' eroe, perché ha evitato la guerriglia urbana nella domenica di Natale. Io non direi eroe, è stato un bravissimo autista che ha fatto quello che doveva fare. Ha proseguito con l'autobus nonostante l'aggressione ricevuta da chi era all'interno dell'autobus, li ha portati fino in stazione. Ovviamente ne ha subito le conseguenze, perché ha una prognosi di 30 giorni, ha molte scoriazioni sul viso e ha anche una microfrattura alla costola, quindi ha dei problemi importanti che saremo privi dell'autista per 30 giorni, ma comunque ha fatto quello che doveva fare, è stato bravo. Ecco, però bisogna dire una cosa, non è da tutti i giorni trovare uno che nonostante tutto, nonostante le prenda, tenga il sangue freddo e continui tenendo chiuse le porte, perché un altro avrebbe detto: sapete che c'è, apro le porte e mi salvo. Sicuramente sì, quindi ha fatto il suo mestiere, è stato bravo, è stato un autista con un senso di responsabilità, è riuscito a portare poi le 50 persone che erano a bordo, perché non erano tutti delinquenti a bordo, ce n'era un gruppetto di delinquenti che sono saliti con il volto coperto, gli altri erano tranquilli, di la verità, già dire anche questo. Poi sono stati così dire provocati da altri personaggi che non erano chiamerei tifosi, non sono tifosi, che hanno lanciato pietre e hanno spaccato l'autobus, e questi 5-6 energumeni all'interno l'hanno aggredito, e questo ovviamente non può essere tollerabile. Tanto è vero che voi avete intenzione di dare come MOM fino in fondo. Sicuramente sì, ci costituiremo a parte civile, sì, sia verso chi ha fatto i danni all'autobus, credo che la questura ne abbia presi 2, no? E sia verso coloro che hanno poi aggredito il nostro autista. Noi abbiamo le riprese delle telecamere, perché l'autobus aveva le telecamere, e quindi siamo in grado di capire, penso che la questura sia in grado di capire chi sono questi personaggi. Però l'altro dato, e questo lo dico a Filippo Fois, che essendo veneziano, qui adesso tornerà la Reyer, come ci mettiamo? Cioè, voi cosa avete intenzione di fare adesso in futuro per questi trasporti di tifosi? Ma io sono il datore di lavoro e legale rappresentante della società, quindi ho la responsabilità di tutti i dipendenti MOM e anche del patrimonio MOM. In queste situazioni qua io sono convinto che non si può più permettere di dare un autobus e mettere a repentaglio l'incolumità degli autisti della mia società. Quindi sarà qualcun altro che si prenderà le proprie responsabilità, io sicuramente no. Io non faccio ordine pubblico, sono esperto nel trasporto pubblico, ma non nell'ordine pubblico. Quindi lei non metterà più a disposizione l'autobus, le società si devono arrangiare? Io assolutamente sì, è possibile anche non farli venire qua, quindi che facciano quello che ritengono giusto, l'ordine pubblico, ripeto, in buone mani, quindi sapranno sicuramente trovare le soluzioni. L'alternativa potrebbe essere quella di far salire anche dei poliziotti all'interno, che così mantengono l'ordine pubblico all'interno, anche oltre che all'esterno degli autobus. Io non so se questa sia la soluzione, ovviamente non spetta a me dire che questa sia la soluzione, lo deciderà il prefetto, il questore, perché loro hanno la competenza per farlo. Ecco, tutto questo, ma non parliamo di tifosi qua in questo caso, perché qui non si può parlare di tifoseria. Questi non sono tifosi, questi sono delinquenti che vanno solo per fare quello che hanno fatto, per cui non sono da considerare proprio tifosi di nessuna squadra, né del Mestre né del Treviso. Grazie Presidente Coladon. Filippo, hai capito cosa è successo ieri, e quando tornerei a Venezia, insomma, porta questo messaggio anche per i veneziani. A te la linea.
Grazie Lucio Zanato. Intanto tu porta assieme al presidente di MOM la mia personale solidarietà all'autista vittima di questo veramente increscioso incidente. Noi adesso ci spostiamo nel Bassanese e parliamo dell'aggressione e della rapina a un tredicenne, perché le indagini hanno portato a indagare 4 minori. Ci racconta tutto Nancy Galdi. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo qui nel parco ragazzi del 99 dove a fine settembre 4-5 ragazzini minorenni hanno rapinato e aggredito un loro coetaneo, un ragazzo tredicenne del posto. Gli hanno prima chiesto dei soldi per comprare alcuni biglietti del parco divertimenti che viene installato durante le feste d'autunno nella zona parcheggio Prato 1 e al rifiuto del ragazzino gli hanno chiesto allora di venire qui nel parco per poi picchiarlo con calci e pugni. 4 di questi ragazzi sono stati identificati. Siamo qui con l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Una microcriminalità che preoccupa, dinamiche di questo genere si sentono sempre più spesso. Intanto ringrazio e mi complimento con il papà di questo ragazzino che è stato determinato a denunciare puntualmente ai carabinieri il fatto accaduto, che è un fatto di per sé grave, quindi mi sento di ringraziarlo perché è stato fermo nella sua linea di dare elementi sufficienti insieme alla vittima, al figlio vittima di questa aggressione, che ha portato i carabinieri puntualmente, con pazienza, a individuare i soggetti sia attraverso identificazioni all'anagrafe comunale che alle scuole dove si presumeva che potessero frequentare questi ragazzini. Stiamo parlando di ragazzini ai 13 e ai 16 anni, tutti e 4, puntualmente identificati dal bambino che ha subito questa aggressione, che si vantavano pure sui social delle loro bravate. Cosa mi sento di dire? Mi sento di dire che siamo sul pezzo. L'altra settimana la Polizia di Stato ha fermato i ragazzini che avevano fatto furto con danneggiamento alla lavanderia a gettoni. Questa settimana raccogliamo questo risultato molto importante dei 4 ragazzi che hanno aggredito in parco ragazzi del 99. Ci sono, le forze dell'ordine ci sono e mi sento di ringraziarle con grande fermezza. Ci sono questi momenti, questi episodi preoccupanti, però dimostriamo anche che i risultati arrivano, quindi io mi sento di dire alle famiglie di questi ragazzi attenzione, perché si rovinano la vita con una stupidità infinita, quindi chiedo ai genitori di essere fermi e di arrivare a dialogare con noi per evitare che i loro figli si rovinino per delle stupidaggini come questa. Bene, grazie Assessore. Su questa vicenda abbiamo poi anche il contributo dell'educatore Gianni Zen. Io ci leggo tante solitudini, ragazzi che si mettono insieme per piccole bande, quindi stanno cercando tra di loro di costruirsi delle identità di gruppo perché fanno fatica a costruirsi identità personali. Per questo insisto sul ruolo della famiglia. La scuola da sola non basta, i genitori devono riappropriarsi del ruolo educativo, per cui il miglior regalo è il proprio tempo. Perdete del tempo nel senso che arricchite le vostre relazioni, in particolare imparate ad ascoltare i vostri figli e che i figli imparino ad ascoltarvi, cioè riattivare il dialogo educativo. È una cosa che davvero deve preoccupare tutti perché i fenomeni si stanno ripetendo, i ragazzi hanno bisogno in qualche modo di costruire se stessi attraverso, pensiamo all'uso dei social, attraverso questi episodi che in realtà sono problematici. Se posso dare un consiglio ai genitori, siamo al periodo natalizio e stanno pensando ai regali ai propri figli, in particolare a questi figli. Regalate un po' del vostro tempo.
Rimaniamo in provincia di Vicenza per una notizia che è stata battuta poco fa dall'ANSA. Parla di un incidente sul lavoro che è avvenuto questa mattina alla Unichimica, azienda leader nella distribuzione dei prodotti di chimica di base a Torri di Quartesolo. Un operaio è stato colpito al volto da alcuni schizzi di acido solforico. L'uomo è stato soccorso anche dai colleghi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto hanno operato il reparto specializzato dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'area. Per ricostruire quanto avvenuto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal dell'ULSS 8 Berica. È stato arrestato invece dai carabinieri del Norma di Cividale un truffatore straniero vicino ad Auronzo di Cadore. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Cividale e del reparto operativo di Udine hanno arrestato in flagranza un giovane straniero incensurato, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un anziano. I militari dell'Arma, sospettiti della presenza nell'area del Cividalese, in una zona isolata, di una berlina con targa straniera, hanno iniziato a seguirla. Dopo alcune ore di pedinamento, l'auto, condotta dal giovane, prima ha valicato la Marca Trevigiana e successivamente ha raggiunto un paesino alle porte di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Qui il giovane ha ricevuto da un 89enne un sacchetto di plastica lanciato dalla finestra dell'abitazione. Immediatamente il blitz da parte dei militari, che hanno bloccato il ragazzo. All'interno del sacchetto sono stati rinvenuti circa 21.000 euro in contanti. L'immediata perquisizione estesa all'auto ha permesso di recuperare altri 1.200 euro, alcuni monili in oro e 5 smartphone con all'interno altrettante schede SIM. L'89enne ha spiegato di aver consegnato la somma in quanto poco prima aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile che, spacciandosi per la figlia, riferiva di essere rimasta coinvolta in un incidente in cui aveva ucciso una persona, chiedeva di consegnare un incaricato delle forze di polizia in borghese tutto il denaro che aveva in casa per non farsi arrestare e convinceva l'anziano a gettare il denaro dalla finestra al truffatore, giunto qualche secondo dopo. Il contante è stato restituito al legittimo proprietario. Dopo le pratiche di rito, lo straniero è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Parliamo di un altro fatto di cronaca che vede al centro una banda di giovanissimi, sassi sui binari alla stazione di Quarto d'Altino, nel mirino della polizia ferroviaria. Per l'appunto c'è una banda di ragazzini, c'è anche l'appello del sindaco di Quarto d'Altino: si presentino da me per svolgere lavori socialmente utili. Sono atti da condannare e se qualche buontempone non ha niente da fare gli consiglio prima di tutto di presentarsi e seconda cosa che sicuramente gli troverei qualcosa da fare in termini di bene comune, magari di aiutare le persone fragili e magari di fare anche qualcosa per pulire anche il paese, perché ce n'è bisogno. Non usa mezzi termini, va dritto al punto Claudio Grosso, sindaco di Quarto d'Altino. La reazione si traduce in un appello: farsi avanti. Si rivolge direttamente ai ragazzi ancora da identificare. Sarebbero stati loro infatti gli autori dell'atto vandalico alla stazione dei treni del paese, sassi posizionati sui binari nel tratto Venezia-Trieste in direzione Portogruaro, che hanno rallentato il traffico dei convogli fino al tardo pomeriggio. Mi auguro che siano sempre chiaramente casi isolati e al di là dei ritardi che si sono avuti per quanto riguarda il traffico ferroviario, effettivamente la preoccupazione più grande era proprio quella dell'incolumità delle persone nelle vicinanze del posizionamento di questi sassi. Un atto definito come una bravata, ma che poteva avere grosse conseguenze. A denunciare il fatto alcuni pendolari direttamente coinvolti nei disagi. Per sgomberare i binari infatti è stato reso necessario l'intervento dei tecnici di RFI, nonché di un sopralluogo per i rilievi del caso da parte della polizia ferroviaria che si sta occupando delle indagini. Non la prima volta che un fatto come quello delle scorse ore coinvolge la tratta. Solo domenica scorsa erano stati posizionati altri massi sui binari all'altezza del ponte di Quarto d'Altino, tutti atti ora al vaglio delle forze dell'ordine. Ora parliamo di un problema che purtroppo in questo periodo sta allarmando un po' tutte le province del Veneto, quello dei furti in casa. Nel prossimo servizio andiamo a Rossano Veneto. Questa volta i ladri hanno colpito una villetta in via Torricella a Rossano Veneto. Sono passati dalla terrazza posteriore che dà sul parco Sebellin, hanno rotto la persiana e spezzato con una mazza i vetri della finestra. I coniugi Maggian erano usciti verso le 17. Quando sono rientrati circa un'ora e mezza dopo, la casa era un disastro.
Siamo tornati e abbiamo notato questa spiacevole sorpresa. Tutto sommato nato anche bene, perché evidentemente quando hanno sentito la macchina nostra che stavo parcheggiando nella rimessa hanno abbandonato tutto. Si sono portati via contanti, oro e tutti gli oggetti di valore. Attrezzati di tutto punto, avevano con sé svariati arnesi, tra cui addirittura la fiamma ossidrica. La cosa che mi ha dispiaciuto di più è che hanno portato via i regalini per le mie nipoti, capendo che sotto Natale si può avere quelle cose. È spiacevole perché è una cosa che mi ha fatto tanto male. Avevo preparato tutto la sera prima. Tanta la paura, tanto il dispiacere. Bisogna provare queste cose, si resta male tanto. Non viviamo più come una volta, che queste cose lasciamo le porte aperte, andavamo dappertutto, e adesso bisogna chiudere e pur chiudendo rompono dappertutto e hanno fatto il massacro, hanno circondato la casa di cose, hanno tirato fuori dagli armadi, dai cassetti. Ho dovuto lavorare fino a mezzanotte con tutti i miei figli che mi aiutavano. Voltiamo pagina e parliamo del crack della Popolare di Vicenza, perché è stata lanciata una petizione per revocare il titolo di Cavaliere della Repubblica all'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Con la condanna definitiva di Gianni Zonin e degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, la tormentata vicenda del più grave crack bancario italiano entra in una nuova fase. In attesa che la Procura della Repubblica decida che cosa fare anche dell'inchiesta per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, nei giorni scorsi il Fondo Indennizzo Risparmiatori è stato rifinanziato con altri 80 milioni di euro, destinati a circa 10.000 persone rimaste escluse nelle precedenti tornate. Una risposta attesa resa possibile da un emendamento alla legge di bilancio. In questo contesto arriva la richiesta già sottoscritta da centinaia di cittadini, dal forte valore simbolico: revocare il titolo di Cavaliere della Repubblica a Gianni Zonin. A chiederlo è l'associazione Noi che Credevamo, guidata da Luigi Ugone, che ha promosso una petizione e mobilitazione in Piazza dei Signori. Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti delle amministrazioni di Vicenza, Altavilla, Creazzo e Bolzano Vicentino, dopo che i rispettivi sindaci hanno firmato la petizione. Un segnale civico e istituzionale a testimonianza di una ferita ancora aperta. La domanda è come possa mantenere il Cavalierato della Repubblica chi, come Zonin, è stato condannato con sentenza definitiva per il crack che ha danneggiato 100.000 risparmiatori. Un nodo simbolico che investe la credibilità delle onorificenze dello Stato. Ci spostiamo in provincia di Padova per parlare di politica. Ostilità aperte tra il sindaco di Noventa Padovana e il comune di Padova dopo la nomina ad assessore di Alessandro Luigi Bisato. C'è un rapporto istituzionale tra due comuni, che è Padova e Noventa, e quando tu sei a libro paga di un altro comune non puoi fare gli interessi dei cittadini che ti hanno eletto, e io penso che sia profondamente sbagliato, anche se è legittimo. Va dritto al punto il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che critica l'amministrazione di Padova per aver conferito l'incarico di nuovo assessore ad Alessandro Luigi Bisato, che a Noventa è consigliere di minoranza. Io non chiedo conto ad Alessandro Bisato perché è una scelta sua personale. Io chiedo conto invece al sindaco di Padova, a Sergio Giordani. Noi ci eravamo parlati precedentemente e avevamo convenuto che fosse una persona, Bisato, molto brava nel ruolo di assessore, ma era assolutamente inopportuno che venisse a dire a noi di Noventa come governare, visto che era a libro paga del comune di Padova. Noi non accettiamo ingerenze di altri comuni, l'avevamo detto al sindaco di Padova che ne conveniva. Abbiamo visto che invece le cose sono andate in un'altra maniera. Noi non accettiamo, io personalmente non risponderò mai a persone che sono a stipendio di altri comuni. Bano accusa Giordani di aver profittato di un vuoto normativo che non prevede incompatibilità tra i due incarichi istituzionali. È stato furbo a infilarci in un vuoto normativo. La sentenza è chiara, dice che è incompatibile, ma siccome non è vietato lo può fare, e io a questo punto non ci sto, non risponderò in consiglio, anzi da domani il Consiglio Comunale di Padova avrà
un consigliere in più, che sarà il sottoscritto, che andrà a vedere tutte le delibere, tutte le determine che sono state fatte a Padova, perché se un assessore di Padova si permette di dire a Noventa Padovana quello che devono fare i noventani, a questo punto il sindaco di Noventa Padovana andrà a Padova a vedere tutti i lavori, a vedere tutte le determine, tutte le delibere di Padova e andrà a fargli le pulci al comune di Padova. Con queste parole il sindaco Bano apre le ostilità con Padova. Per rispetto istituzionale avevamo preso una linea, perché ha detto avevi ragione, hai ragione. La cosa ho visto che è stata completamente disattesa dal neo assessore e quindi, anche se gli riconosco delle capacità, insomma una sua storia, il tema è che purtroppo i noventani non possono avere un assessore di Padova che gli dice cosa fare, cioè io questo per rispetto istituzionale non posso accettarlo e quindi da domani i rapporti comunque con Padova sono completamente fermi e sospesi. Favorire l'accesso al mercato degli affitti per i lavoratori delle imprese del territorio padovano, questo è l'obiettivo del patto per l'abitare firmato dalla Camera di Commercio di Padova. Avere una casa nella città del Santo ora è più facile grazie al patto per l'abitare stipulato dalla Camera di Commercio di Padova, che ha stanziato 100.000 euro per sostenere l'accesso agli affitti dei lavoratori del territorio. L'accordo, promosso dal Comune di Padova insieme a Fondazione Cariparo e a una rete di enti locali, prevede l'adesione della Camera al Fondo Solidale di Garanzia per gli Affitti. Le risorse saranno dedicate ai dipendenti delle aziende padovane e attivate su segnalazione delle imprese. Interessantissima questa cosa perché cerca di risolvere quella che è diventata un'esigenza molto forte nel caso della Camera di Commercio del mondo delle imprese che rappresentiamo, cioè quella di fornire degli alloggi ai propri dipendenti che magari vengono da altre province o da altre regioni. C'è stata una grande difficoltà finora, l'obiettivo è quello di poter utilizzare questo fondo per garantire il proprietario dell'immobile che qualunque cosa succeda nell'arco di 18 mesi dell'affitto venga direttamente garantita da questo fondo e quindi non ci sia più la preoccupazione che in questo momento ha un po' frenato la disponibilità degli affitti sul territorio, non ci sia nessuna preoccupazione sul fatto che il contratto venga rispettato nei termini o dal lavoratore o direttamente attraverso l'utilizzo del fondo. Il fondo non eroga contributi diretti ma garantisce fino a 18 mesi di canone in caso di morosità, tutelando i proprietari e favorendo nuovi contratti di locazione. Con questa firma la Camera di Commercio si impegna anche a contribuire al fondo e noi siamo contenti di questo perché è un piccolo tassello, piccolo importantissimo tassello che va a mettere insieme una serie di strumenti di cui la città si sta dotando per far sì che Padova continui ad essere accessibile e vivibile, non soltanto una città turistica, non soltanto una città studentesca. Intanto però tra i comuni del Veneto inizia ad esserci una certa preoccupazione sulla gestione delle opere realizzate con i fondi del PNRR. Servono risorse aggiuntive, secondo i comuni, da parte dello Stato a fronte di bilanci comunali sempre più risicati. Cosa accadrà dopo il PNRR, dopo quella straordinaria iniezione di denaro, in Veneto 15 miliardi di euro, che ha consentito la realizzazione di tutta una serie di opere pubbliche? I sindaci lanciano l'allarme sulla gestione di queste opere e soprattutto sui costi che dall'anno prossimo ricadranno sugli enti locali. È stata una stagione di finanziamenti significativi, soprattutto in materia di edilizia scolastico per gli asili. Adesso il problema sono le risorse correnti, cioè quelle somme che servono per gestire gli edifici che sono stati realizzati. Pensiamo agli asili per sostenere anche le rette tenendo conto della denatalità o anche per le scuole la manutenzione ordinaria. In mancanza di risorse correnti si rischia di essere davvero in difficoltà. Nuove scuole, asili, piste ciclabili, tante opere moderne ed efficienti che però necessitano di risorse aggiuntive per essere mantenute dai comuni con bilanci sempre più risicati. Siamo in attesa dell'approvazione della legge di bilancio del 2026. La richiesta è quella di attenuare i tagli che ci sono per compensare i maggiori costi che in questi anni si sono avuti nei costi dell'energia o di tutti i materiali che servono per la manutenzione ordinaria. Quindi occorre adesso un sostegno, finita la fase degli investimenti, nuove risorse per continuare la manutenzione straordinaria, ma soprattutto le risorse correnti per la gestione ordinaria delle strutture che sono state realizzate.
E ora parliamo di uno studio della Fondazione Corazzin della CISL che rileva che se alcune aziende applicassero la legge del 2025 sulla partecipazione dei lavoratori alla redditività d'impresa, alcuni dipendenti potrebbero guadagnare oltre 10.000 euro. Dall'analisi che abbiamo fatto sulle MOL delle aziende, che sono le marginalità che le aziende ottengono alla fine dei processi di produzione, scopriamo che se ridistribuissimo il 10% di questo prodotto creato avremmo addirittura risultati che superano i 10.000 euro per dipendente in alcuni casi, ma moltissimi casi di ridistribuzioni anche di 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro per dipendente. Cifre calcolate da uno studio della CISL Filca Veneto tramite la Fondazione Corazzin, che analizza le imprese delle costruzioni e del legno. La legge, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla redditività d'impresa, entrata in vigore a fine maggio, è basata sull'articolo 46 della Costituzione, oggi chiede solo di essere applicata, puntando sulla contrattazione sindacale come sua leva fondamentale. Nel Veneto ci sono 1.237 imprese in grado di applicare la legge, tra cui Settengenesio e Carron tra i casi analizzati, e il 37% di queste potrebbe dare 2.500 euro in più in busta paga. Esempi virtuosi che già accadono in 7 paesi d'Europa, ma che qui stentano a decollare. La 3B di Salgareda potrebbe essere il primo esempio. In 3B, un'azienda di Salgareda del pannello, un'azienda del pannello che produce per Ikea, abbiamo inserito la partecipazione nella piattaforma ed è in fase di discussione. Partecipazione significa anche più sicurezza per i lavoratori, più coinvolgimento nei processi produttivi e gestionali, senza per questo dover pagare maggiori tasse. Ma perché un'azienda dovrebbe accettare di redistribuire i suoi margini? L'azienda non deve accettare, l'azienda deve capire il valore della partecipazione di un modello distributivo che migliori le condizioni sia salariali che di lavoro dei propri dipendenti, perché questo va a vantaggio di tutta la comunità. Il Veneto potrebbe fare scuola anche grazie ad alcune affermazioni del neopresidente Stefani. Il presidente Stefani ha fatto un'apertura importante quando ha dichiarato che vuole costituire il Consiglio regionale dell'economia, e noi pensiamo che quello sia uno strumento che può consentire questa applicazione della legge 76, ma non solo, ma di dare al Veneto una coprogettualità, coprogrammazione, condividendo, coinvolgendo tutte le parti in gioco, dall'università alla ricerca, agli imprenditori, alle parti sociali. Quindi se il buongiorno si vede dal mattino, noi siamo molto fiduciosi che si possa davvero scrivere una pagina nuova, innovativa, di crescita e di sviluppo della nostra regione, attraverso anche la collaborazione forte con la nuova giunta del nuovo Consiglio regionale. Ci fermiamo per un attimo, ci rivediamo tra pochissimo, andremo a Padova per parlare di un furto in pieno centro città ai danni di una nota pizzeria. Tra poco. Bentrovati a Focus, sempre in diretta. Andiamo a Padova per farci raccontare dalla nostra collega Valentina Visentin con Cristian Roque Agliende il colpo che è stato messo a segno in una pizzeria del centro storico. Siamo con Carmen Esposito, titolare insieme al marito Massimo Quiriti della pizzeria Napoli Centrale, di nuovo in via San Fermo, purtroppo per un altro colpo dei ladri che già avevano preso di mira un esercizio commerciale che si trova proprio davanti alla pizzeria. Anche in questo caso i ladri hanno sfondato una parte forzato una parte di vetrata del locale e hanno fatto razzia. Un brutto regalo di Natale. Un brutto regalo di Natale, sì. Hanno preso contanti, insomma quelli che hanno trovato, hanno messo a soqquadro tutto il ristorante per poter cercare e trovare quello che più potevano, e hanno portato via effetti personali, qualcosa anche di valore, ma più di tutto insomma hanno rovistato, messo tutto a soqquadro, strappato fili di cassa, internet, per cercare di trovare insomma quello che potevano, e quindi è stato un brutto risveglio domenica mattina, perché è successo sabato notte.
Voi avete già sistemato tutto quanto perché si riparte subito con l'attività, però ancora una volta insomma c'è da calcolare, oltre al danno al furto, anche la quantità di danni. La quantità di danni, mettiamoci anche quelli morali per quanto riguarda noi, perché tutto ciò ti butta giù. Ci stiamo rendendo conto che è diventata una via non più così come veniva considerata anni fa una delle vie più indie di Padova, ma sta diventando ad alto grado di delinquenza. Poi non siamo più sicuri. Ecco, fatalità, per la spaccata al negozio di fronte avevano utilizzato una parte dei vostri ombrelloni. Ombrelloni, sì, lì hanno spaccato vetro, insomma, lì hanno fatto danno sicuramente più grande. Nessuno a quanto pare ha visto o sentito nulla e loro si sono mossi in totale tranquillità. Come esercenti e commercianti di questa via chiedete anche la possibilità di tutelarvi posizionando delle serrande più sicure, ma qui c'è purtroppo un vincolo che vi impedisce anche in qualche modo di rendere più sicuri i vostri locali. Sì, verissimo. Noi vorremmo rendere più sicura la zona, insomma sentirci più tranquilli, anche perché se abbiamo scelto un'attività in questa zona lo abbiamo fatto anche per una sorta di prestigio, avere un prestigio in più rispetto ad altre zone, e ovviamente tutto ciò comporta affitti più alti, ma non è un problema, cose che noi abbiamo accettato. Ci aspettavamo però un riscontro diverso insomma da parte di chi dovrebbe tutelarci un po' di più. A chi volete fare un appello proprio per la possibilità di potervi difendere? Beh, credo, non so, il Comune di Padova, la Sovrintendenza, insomma chiunque abbia il potere giusto per poter risollevare un pochettino questa zona, questa via San Fermo, questa parte di via San Fermo, perché poi anche l'altra parte è via San Fermo, ma sembrano due vie completamente diverse, invece sono entrambe via San Fermo, sia questa che quella commerciale dei negozi, quella pedonale che è un po' più avanti. E ora parliamo del referendum sulla riforma della giustizia che dovrebbe svolgersi a marzo. C'è stata una riunione programmatica nella sede dell'ANPI provinciale di Treviso in via Isonzo per preparare al meglio le ragioni del no. Perché dire no? Dire no sostanzialmente perché stanno raccontando delle bugie, cioè questa riforma o pseudo riforma in realtà non facilita un miglioramento del funzionamento della giustizia, è solo un tentativo di mettere la magistratura inquirente sotto il controllo del potere politico. Una riunione programmatica ed esecutiva, quella tenuta dall'ANPI provinciale nella sede di via Isonzo, per velocizzare la formazione di comitati e chiedere l'operatività ai cittadini che vorranno farsi portavoce delle ragioni del no al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, la cui votazione potrebbe essere già a marzo prossimo. Netta la posizione dell'ANPI e di tutte le forze di centrosinistra coalizzate, dal PD ai 5 Stelle, da Rifondazione a Coalizione Civica e anche della CGIL trevigiana. Del resto lo stesso Nordio ha ammesso che questa riforma non significa sostanzialmente nulla da un punto di vista di facilitare la velocizzazione dei tempi della giustizia e quindi il miglioramento del funzionamento della giustizia a favore dei cittadini. Senza trascurare l'aspetto autoritario che sottende questa riforma, dicono dall'ANPI, c'è anche un aspetto tecnico sul quale esprimersi in modo contrario. Abbiamo per esempio la moltiplicazione degli enti di controllo, il Consiglio Superiore della Magistratura diviso in due, il Consiglio quello che si occupa delle sanzioni terzo addirittura, quindi da uno solo ce ne sarebbero 3. E ripeto, tutti con lo scopo di indebolire l'autonomia reale della magistratura, il che è un rischio fondamentale proprio per lo Stato di diritto, come prima dicevamo. Preoccupazioni arrivano anche da alcuni avvocati sulla futura tutela giuridica. Un PM servito al governo ovviamente tende a diventare un poliziotto sotto il controllo della maggioranza del momento. L'ANPI è pronto a dar battaglia su ogni terreno, anche sfidando i comitati del sì. Chiediamo un confronto pubblico dappertutto, in ogni luogo della provincia, con i comitati del sì. A Cavallino Treporti, invece in provincia di Venezia, si è celebrato l'anniversario di un altro referendum, un referendum che più di 25 anni fa, nel 1998, decise l'indipendenza di Cavallino Treporti dal Comune di Venezia.
Cavallino Treporti festeggia il suo Independence Day da Cafarsetti, cessando di essere il quartiere 9 di Venezia e diventando comune, la località che ospita la prima spiaggia d'Italia per numero di presenze turistiche è diventata padrona del suo destino dopo un referendum nel 1998. L'autonomia ha avuto come conseguenza quella di una cura della comunità del territorio maggiore. Quando poco più di 100 anni fa, a forza di reggi decreti, iniziò la fusione di tutti i comuni dell'area in uno solo, Cavallino Treporti passò sotto Venezia assieme a Burano, di cui all'epoca faceva parte, Murano e Pellestrina. Era il 1923. 3 anni dopo furono soppressi anche i comuni di Mestre, Chirignago, Zelarino e Favaro Veneto. Mentre tra Venezia e Mestre si discute ancora di esigenze diverse tra laguna ed entroterra, 25 anni fa Cavallino Treporti ha compiuto una scelta da cui non tornerebbe più indietro. Rispetto a quando Cavallino Treporti era quartiere di Venezia non c'è dubbio che siamo cresciuti molto. C'è un'attenzione e una cura da parte del sindaco che di volta in volta c'è pro tempore rispetto al territorio che non può esserci una grande città. Durante la tradizionale cerimonia in Consiglio Comunale sono state conferite le benemerenze civiche anche alla memoria e gli encomi a realtà che si sono distinte per il lavoro quotidiano a favore della comunità. Negli ultimi 10 anni oltre 130 cittadini, associazioni e realtà locali sono stati premiati per il loro contributo al bene comune. Con questa ricorrenza diamo esclusivamente un momento importante di riconoscenza che va a tutte le persone, i cittadini, le associazioni che hanno contribuito al meglio per Cavallino Treporti. Conoscere dei meriti civici, dei supporti alla cultura, al sociale, dalle associazioni, significa crescere come comunità. E boom di malati di influenza in questi mesi tra novembre e dicembre, anche se poi il picco è atteso entro la fine dell'anno. In difficoltà ci sono anche le attività produttive. Abbiamo sentito a Padova, nel padovano, Giorgia Fortuni, rappresentante degli autoriparatori di CNA Veneto, la quale ci ha detto: non faticavamo così a tenere aperto dai tempi del Covid. Sia per noi che per altre officine abbiamo notato questo, che questa influenza è stata particolarmente contagiosa e quindi anche chi lavorava all'esterno si è ammalato e quindi ci ha messo in difficoltà, perché già il personale è poco da recuperare, è un problema abbastanza importante per tutti gli artigiani avere il personale dipendente. In più ammalato, ecco, ci ha veramente messo in difficoltà questa stagione invernale. Ma inverno tanto malandato dai tempi del Covid, tra i 50.000 padovani colpiti dall'influenza anche gli addetti di attività produttive in piccole realtà come quelle degli autoriparatori artigiani, la difficoltà si è sentita di più. Nella sua officina Giorgia Fortuni ha avuto malati meccanici, anche impiegate, e come lei i suoi colleghi nel periodo di superlavoro del cambio gomme invernali. È stata dura perché abbiamo dovuto riorganizzare i turni di lavoro e ovviamente fare più straordinari tutti. Siamo arrivati a fine stagione stanchi, perché effettivamente coprire i colleghi che erano ammalati ha un po' messo tutte le officine in difficoltà. 100.000 casi in più in Italia da una settimana all'altra, secondo i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità. Picco dell'influenza entro fine anno, conferma l'ULSS 6 Euganea. Se in Italia abbiamo ormai quasi raggiunto i 5 milioni di casi, possiamo stimarne 400.000 per il Veneto e certamente oltre 50.000 casi dall'inizio della stagione per la provincia di Padova. Il numero elevato di casi ovviamente aumenta anche il numero dei ricoveri e i casi gravi di influenza. Abbiamo superato il 30 di casi nella provincia di Padova, nei 4 ospedali dell'ULSS 6, e quindi la nostra raccomandazione è sempre quella di tenersi coperti nella vaccinazione, ma anche ridurre i contatti sociali, soprattutto se si è raffreddati oppure con sintomatologia respiratoria. Vaccinati nel padovano un bambino su 4 sotto i 6 anni, un cittadino su 2 tra gli over 65. E ora parliamo di un concorso fotografico che si intitola proprio Il Veneto Cura. Andiamo a Mestre, si tratta di 12 foto selezionate tra quelle di 300 partecipanti negli ospedali del territorio dell'ULSS 3 Serenissima.
Si rinnova anche nel 2025 la magia del Veneto che cura, una foto al mese, il concorso fotografico che racconta il territorio attraverso lo sguardo dei cittadini e trasforma le immagini in accoglienza e sollievo nei luoghi della sanità veneziana. Sono 12 le fotografie selezionate tra le circa 300 inviate da fotografi amatoriali e appassionati del territorio, giudicate meritevoli dalla commissione del concorso. La commissione ha dovuto lavorare in maniera dura per estrapolare 12 foto che poi faranno parte di un calendario che andrà ad abbellire le pareti dei nostri ospedali dei distretti, quindi è stato un lavoro veramente non facile e testimonia ogni anno una qualità crescente nelle foto che vengono mandate, che oggi potete ammirare, sono veramente molto belle, anche quelle dell'anno 2025, e queste saranno quelle che verranno esposte nel 2026. Quest'anno, essendo il quinto anno, abbiamo anche in mente di raccogliere tutte queste foto in un libricino, una raccolta, proprio per rendere merito a tutti quelli che hanno voluto lavorare e mandare le loro fotografie. Questo è un concorso in cui non si vince niente se non il piacere e l'onore di vedere appunto le proprie foto abbellire i nostri luoghi di cura, ed è una cosa molto apprezzata. Molte persone che entrano nei nostri ospedali si fermano, le ammirano, quindi è un modo per far conoscere il nostro Veneto e anche poi per migliorare, come dire, la bellezza dei nostri luoghi. Gli scatti vincitori saranno esposti uno al mese, stampati in grande formato agli ingressi di tutti gli ospedali e delle sedi dell'ULSS 3, per poi arricchire gli spazi dell'attesa e dell'accoglienza delle strutture sanitarie. Un modo semplice ma potente per rendere più umani i luoghi di cura. È stato un momento un po' particolare perché aveva nevicato qualche giorno prima e poi è venuto fuori un bellissimo sole. E camminando in mezzo a questi spazi sono stato colpito da questa luce, da questi alberelli soli che fanno il contrasto con gli altri invece ancora ricchi di fronde e di foglie. Mi hanno fatto tenerezza e quindi ho colto l'attimo, anche perché penso che la fotografia, come molte forme di comunicazione, serva per trasmettere informazioni ma anche emozioni. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, andiamo anche a vedere come aprono e quali notizie ci sono nei maggiori quotidiani online del nostro paese. Sul Corriere della Sera, per esempio, si dà notizia dell'uccisione di un generale russo a Mosca. C'era un ordigno di 300 grammi collegato al freno dell'auto. Il generale è stato assassinato a Mosca, tra l'altro in un momento molto delicato della fase negoziale per la pace tra Russia e Ucraina. Noi invece torniamo in Veneto perché dopo 100 anni c'è l'addio delle suore alle scuole di Santa Maria del Rovere a Treviso. Sono rimaste in 3, sono molto anziane e mancano giovani suore che possano proseguire l'impegno. Ora, noi oggi con molto dispiacere stiamo a concludere quest'opera. Vi ringraziamo della vostra presenza tra voi e non ci resta che ringraziare il Signore e chiedere l'aiuto di altre vocazioni che continuano con altri metodi l'opera per il bene e secondo la volontà di Dio. Si incrina la voce di Suor Rosalba annunciando ai fedeli l'addio delle suore alla scuola di Santa Maria del Rovere dopo oltre 100 anni nei quali le religiose si sono succedute a formare tante generazioni di bambini che hanno frequentato l'asilo e la scuola elementare. 3 le suore ancora operative e tutte e 3 sono anziane. I superiori hanno deciso, perché ormai siamo diventate anziane e si sono accorti, insomma, che non possiamo più farcela nella parrocchia, ecco, allora hanno pensato di metterci una casa un po' più di riposo, di preghiera, ecco, per prepararci alla venuta del Signore. 3 suore che nonostante l'età hanno continuato, supportate dalle maestre, ad occuparsi dell'asilo. Io la mattina vado con i bambini per fare la preghiera, a raccontare il Vangelo, i passi del Vangelo. La superiora dalle 7 fino alle 9 è la sua presenza, è lì che accoglie i genitori, i bambini. E Sor Maristella alla mattina aiuta il cuoco
e al pomeriggio va con i bambini. Io ho 91 anni, ecco, fra poco ne compio 92. Sì, non mi sento io finita, ma insomma. La decisione è presa, le suore lasceranno Santa Maria del Rovere e mentre suor Rosalba si commuove nel dare l'annuncio si vedono parecchi occhi lucidi di bambini, ma anche e soprattutto di tanti genitori e nonni che sono cresciuti all'ombra di questo campanile e che alla fine si sciolgono in un lungo applauso di ringraziamento alle sorelle. Preghiamo Gesù perché ci doni luce e coraggio per incamminarci in una nuova esperienza della nuova comunità. Dove andremo? Ecco, grazie di tutto. C'è stato un momento di grande emozione anche nella Basilica di San Marco a Venezia per il concerto di Natale della Cappella Marciana. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, è tornato a chiedere la liberazione di Marco Trentini, il cooperante del Lido, detenuto in Venezuela. Mentre anche il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere la liberazione di Erberto Trentini, anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, come aveva già fatto in tutte le altre occasioni più importanti in cui il patriarca si è rivolto ufficialmente alla città, dalla Basilica Cattedrale di San Marco, Monsignor Francesco Moraglia è tornato in occasione del tradizionale concerto di Natale per la terza volta in pochi mesi e per la seconda in poco meno di un mese dopo la salute a pronunciare il nome di Erberto Trentini e a lanciare un appello accorato teso a smuovere le coscienze e arrivare al più presto alla liberazione del nostro connazionale, il 46enne veneziano. Con un ricordo speciale e affettuoso per Alberto Trentini, per la sua famiglia, auguro un buon Natale a tutti, anche ai non credenti. L'occasione per tornare a parlare di Alberto, ingiustamente in carcere in Venezuela da oltre un anno, è stato il tradizionale concerto promosso dalla Procuradoria di San Marco, in cui il maestro Marco Gemmani ha diretto la Cappella Marciana, che ha spaziato attraverso un ricco e ricercato programma musicale dedicato a Natale Monferrato, Vespro di Natale, la ricostruzione di un Vespro di Natale a San Marco nel 1675, un'atmosfera emozionante tra mosaici e cupole dorate della Basilica Cattedrale. Una grande emozione per tutti noi, perché la tradizione è preziosa e molto sentita dalla comunità veneziana, perché qui si riunisce tutta la città simbolicamente, anche se la capienza limitata ci impedisce di invitare tutti come vorremmo fare, però giunge in un momento molto sereno in cui abbiamo fatto molte cose e siamo contenti che la conclusione sia una cerimonia religiosa e anche culturale. Noi consideriamo l'anno estremamente positivo sotto tutti i punti di vista. I grandi appuntamenti sono stati tutti onorati dalla Mostra del Cinema, dall'architettura, matrimoni di rilievo internazionale, così come le grandi manifestazioni che hanno interessato il nostro territorio. E chiudiamo questa edizione di Focus TG con un altro concerto, meno solenne naturalmente di quello in Basilica di San Marco a Venezia, quello di James Thompson, che da quasi 40 anni è il sassofonista di Zucchero Sugar Fornaciari, che si è esibito a Bassano del Grappa in un luogo molto particolare. Un negozio di barberia di Angarano ha fatto da scenario ad una improvvisazione musicale tipica dei musicisti jazz per la gioia dei clienti e di qualche passante incuriosito dall'evento. James Thompson, nato a Cleveland nel 1951, è ormai italiano di adozione, accompagnando il noto cantautore Zucchero fin dai tempi di Donne e poi col clamoroso successo dell'album Blues. 40 anni che vengo qua. Ogni tanto per suonare, no? Però da anni 80 che vengo a Bassano. Sì, mi piace, cavolo. Se ho cominciato a suonare quasi 60 anni fa, che ho cominciato il sassofono nel 66. 15 anni quando ho cominciato, adesso ho 74.
Samson sarà in tour anche nel 2026 assieme a Zucchero per il nuovo album del rocker emiliano. Intanto si gode Bassano e le sue bellezze. Bravi! Con questo per ora è tutto, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera come sempre appuntamento con il nostro talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.